Il numero dei tamponi non cala, anzi, nella Marca superano tuttora i 2000 al giorno e dall'autunno l'ULSS 2 si sta attrezzando per poterne effettuare quotidianamente addirittura 3000 se il Covid si ripresenterà con l'aggressività di questa primavera. Ma se anche questo non avverrà, il potenziamento del laboratorio di microbiologia non sarà stato inutile. Lo affermano il direttore generale Francesco Benazzi e il responsabile della microbiologia Roberto Rigoli, alle prese con numeri comunque lampanti. Il Covid non circola più come prima, né come frequenza né come intensità. Se nell'ultima settimana di marzo su 3.198 tamponi i positivi erano risultati 446, la scorsa settimana su 10.000 tamponi, quindi 3 volte tanto, erano solo 5. Festeggiamo anche 100.000 tamponi più uno in questo momento, per cui questo è il chiaro segno di un continuare a fare cosa? Monitorare, fare tamponi per la popolazione nel momento in cui il medico di famiglia ci segnali il rischio appunto del Covid-19, monitorare i nostri dipendenti, i centri servizi, le case di riposo, un monitoraggio continuo e costante per tenere sotto controllo il virus e ovviamente evitare che si possano creare nuovi focolai. Migliaia di tamponi che con questi numeri di contagi si potranno eseguire a gruppi non più di 5 ma di 10, così da ridurne drasticamente tempi e costi. Inoltre alla microbiologia di Treviso sta arrivando un nuovo macchinario. Ci permetterà di produrre circa 1000 tamponi in più al giorno, per cui è un macchinario che ci aiuterà molto. È un macchinario che noi utilizzeremo anche per altre diagnostiche. Questa vicenda del Covid-19 ha accelerato dei cambiamenti nelle microbiologie che sarebbero avvenuti comunque.